Sono visceralmente legata alla mia scuola, ragion per cui sono sempre molto lieta di poterne parlare. Io ad oggi studio matematica all'università perché quando la scuola di provenienza fornisce basi solide su tutti i fronti non si è in alcun modo limitati nella scelta universitaria, quindi anche un liceo classico fatto come si deve non preclude la scelta di una facoltà scientifica o più generalmente non necessariamente umanistica. E questa polidricità si riflette anche nella scelta universitaria di tutti i miei compagni di classe che ad oggi studiano la qualsiasi. Chiaramente la scuola non è esclusivamente un luogo di apprendimento nozionistico, ma al centro ci sono i rapporti umani, quindi in una scuola dove si trascorre più tempo con i propri compagni che in una scuola tradizionale si instaurano legami indissolubili. Quindi ecco, questa scuola lascia un'eredità di formazione, esperienze e valori che difficilmente trova eguali. La mia esperienza al convitto inizia 8 anni fa, nel 2017, con una base di francese inesistente perché venivo da 3 anni di spagnolo alle medie, ma con tanta voglia di imparare questa lingua per potermi trasferire all'estero. Oggi nel 2025 sono quasi alla fine di una triennale in storia dell'arte alla Sorbona di Parigi e posso veramente ringraziare questa scuola per tutto quello che mi ha potuto dare e per la grande base della lingua che mi ha permesso di trasferirmi e di portare avanti questo successo. Il percorso è difficile, le materie sono tante, ma danno tanta soddisfazione. I professori sono sempre lì, anche i professori madrelingua, per sostenerci in questo percorso. I progetti del teatro francofono e degli scambi all'estero mi hanno permesso di poter apprezzare anche la diversità di questo mondo e quindi tutto quello che mi sento di dire è merci convitto, tu seras toujours dans mon cœur. Ad oggi studio giurisprudenza a Catania. Il Convitto Nazionale Mario Cutelli mi ha aiutato a conoscere e raffinare le mie passioni più grandi, cioè dire lo studio per il diritto e l'amore per le lingue. Grazie a questa scuola ho potuto partecipare al progetto Erasmus svoltosi in Spagna nell'anno accademico 2022-2023. Questa esperienza indimenticabile mi porterà a richiedere di nuovo il progetto Erasmus nel mio percorso di studi futuro.